Bene, iniziamo questa sera un altro argomento, un altro capitolo del nostro testo che stiamo affrontando in queste settimane e che parla dell'essere membri di una chiesa locale. L'argomento di questa sera è un argomento che mi tocca dal vivo perché parla dei responsabili di chiesa. Ecco perché, al di là di qualche commento, cercherò di affidarmi il più possibile al testo in modo che nessuno possa dire che sto cercando di facilitarmi il lavoro come pastore, non è così, ma piuttosto vogliamo considerare alcuni ruoli che il Signore ha fissato nella sua Chiesa. Bene, partiamo con questo argomento. Pregherò per i responsabili della mia Chiesa. Innanzitutto voglio dire che, tanto ho molti libri qui davanti, voglio dire che nell'idea di Dio della sua Chiesa sono previste delle autorità, delle guide, delle persone, i ministeri dati dal Signore Gesù risorto, ehm, che servono proprio per guidare il popolo del Signore. Quindi, quando di tanto in tanto noi sentiamo parlare della Chiesa come se fosse un'associazione democratica in cui tutti sono, ognuno capo a se stesso, che può valutare le direzioni da prendere, noi stiamo un po' confondendo qual è il principio biblico. Se tra l'altro ci riflettiamo, non c'è nessuna associazione di persone che decidono di lavorare insieme, vivere insieme, fare delle cose insieme, che non abbia bisogno comunque di persone che ricoprono dei ruoli di responsabilità. Questo era previsto anche nel Nuovo Testamento, e io vi leggo in Efesini capitolo 4, i versi 11 e 12, trovate il riferimento anche nella schermata. Il riferimento è alla parola di Paolo che accenna all'unità della fede, e proprio parlando dell'unità della fede dice che Gesù ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Quindi è Gesù che ha dato i ministeri, in modo particolare, visto che stiamo parlando della Chiesa locale, del pastore e dei responsabili delle varie attività, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Ecco, quindi è volontà di Dio che ci sia una guida nella Chiesa locale che possa portare avanti le attività e dare una direzione. Ecco, prima di proseguire con lo studio, il nostro testo racconta una testimonianza. Io ve la leggo in modo integrale, la storia di una giornata di un pastore. È giovedì mattina. Il pastore Mike ha uno scadenzario serrato, ma qualcosa di strano è successo quel giorno. A dire il vero non è poi così serrato. Si è tenuto un po' di tempo da dedicare alla preparazione del sermone domenicale. Ha la Bibbia aperta e il materiale da studio alla mano. Così comincia a meditare. Ecco che squilla il telefono. Il suo assistente lo informa che c'è stato un incidente e che una delle famiglie della chiesa si trova in ospedale ferita. Le ambulanze si dirigono in ospedale. Mike lascia lo studio sulla scrivania ed esce in auto. Verso l'ospedale, l'assistente lo richiama. Si tratta di 5 componenti della famiglia Godsey. Nessuno è ferito in modo serio a parte Gary, il marito e padre della famiglia. Le sue condizioni sono gravi. Il pastore arriva al pronto soccorso. Stanno comunicando ai familiari di Gary che l'uomo non ce l'ha fatta. Appena vedono il pastore gli corrono incontro, piangendo sotto shock. Mike è venuto per loro. Si ferma lì per 3 ore, fino a che è sicuro che ci siano abbastanza persone per prendersi cura di loro e dar loro attenzione. Passa per casa per vedere sua moglie e mangia di fretta un sandwich. È già pomeriggio.
Non è sicuro di riuscire a rivedere il suo sermone, anche se dovrebbe farlo. Deve lottare con la frustrazione della mattina e terminare la sua predica. Tuttavia, quando entra in chiesa, il suo assistente lo informa, timido, che due persone hanno bisogno di parlare con lui. Crede che si tratti di qualcosa di urgente. Mike incontra i due uomini. Uno di loro è il responsabile della corale. Non si sente all'altezza dell'incarico e vuole rinunciare. Mike lo ascolta per 2 ore, lo consola e cerca di incoraggiarlo. La seconda visita lascia Mike un po' sorpreso. George è uno dei consiglieri della chiesa. Mike lo considera un amico e una persona incredibilmente importante per il corpo della comunità. George parla a fatica. Mia moglie ha una relazione. Non aggiunge altro per 5 minuti, ma piange sconsolato. Il pastore passa più di 2 ore con George, pregano insieme e conversano su cosa fare. Sono quasi le 5 del pomeriggio. Mike è troppo angosciato per riprendere il suo sermone. Si mette allora a leggere le mail ricevute. Gli vengono i brividi quando riconosce uno dei mittenti, ma non può evitare di aprire il messaggio. È una delle persone più critiche della Chiesa. Ha 2 lamentele. La prima riguarda quello che ha detto Mike domenica nella sua ultima predica. E come seconda cosa gli chiede il perché non sia andato ieri a visitare la cognata che aveva subito un'operazione. La donna non frequenta la sua chiesa e Mike non sapeva neanche che era stata operata. Il pastore spegne il computer e si dirige lento alla macchina. Tornerà a casa a mangiarsi un panino. Ha bisogno di assicurarsi di come sta la famiglia Gozzey. Starà un po' con loro, ma dovrà uscire prima delle 19:30, perché gli hanno chiesto di passare al liceo prima di una partita di basket, perché alcuni giovani della chiesa lo volevano incontrare. Non ce la fa ad arrivare in tempo. Allora aspetta la partita e dopo la partita i giovani non esitano a parlare con lui, dicendogli alcune cose sul responsabile del gruppo giovanile che non incontra le simpatie di alcuni. Arriva a casa sua alle 9 passate, entra nel suo piccolo studio, chiude la porta e inizia a piangere. Gary Godsey, il marito e il padre che era morto nell'incidente, era il suo migliore amico. Soltanto alle 9 di sera Mike può piangere l'amico, non aveva avuto il tempo di farlo in tutto il giorno. Ecco, questa è una testimonianza, una storia vera. Chiaramente eh, l'autore ha cambiato i nomi perché non fossero riconoscibili, ma questa è l'idea di una giornata, vi direi, tipo di un pastore, eh, nella quale il pastore cerca in qualche modo di rispondere alle esigenze della Chiesa, indipendentemente dal fatto che la Chiesa sia numerosa o poco numerosa, perché bastano i casi di 4-5 persone per riempire una giornata, sia delle preoccupazioni sia del tempo proprio per gestire. Ecco allora che se un membro di Chiesa si rende conto che la responsabilità che è stata data al pastore, e non mi riferisco soltanto al pastore questa sera, ma anche a tutti quelli che hanno delle responsabilità nella Chiesa. E quando intendo responsabilità nella Chiesa, mi riferisco a persone che sono chiamate a curare anime. Quindi potete immaginare i monitori della scuola domenicale, potete pensare ai responsabili giovanili, le persone a cui sono affidate le anime della comunità locale, il consiglio di chiesa, quindi gli anziani della chiesa insieme al pastore. La responsabilità di un membro di chiesa è di pregare per i responsabili della propria chiesa. In vari aspetti sono necessarie le preghiere. Ripeto, anche quando leggerete e sentirete parlare di pastore, lo faccio un po' per semplicità, mi riferisco però a tutti i responsabili della Chiesa. Primo punto, prega per il pastore e per gli altri responsabili della Chiesa. Prega, prega perché ne hanno un gran bisogno. Eh, Paolo dice ai Tessalonicesi al capitolo 5, al verso 25, fratelli, pregate per noi.
era l'Apostolo Paolo che lo stava dicendo, quindi forse quello che era spiritualmente più approfondito nell'insegnamento, nella conoscenza di Cristo Gesù, eppure lui dice pregate per noi, pregate per i responsabili, pregate per gli apostoli, pregate per i missionari, pregate per quelli che sono in responsabilità nella Chiesa. Fratelli, pregate. Le guide della Chiesa hanno bisogno di preghiere. Il punto è che noi, membri di Chiesa, dobbiamo costantemente pregare per i nostri responsabili. La storia letta prima è vera e parla di una giornata che è fatta di alti e bassi, di imprevisti, di telefonate. E un pastore sa che alcuni sono pronti ad adularlo, a complimentarsi con lui, altri invece lo criticano. E quindi in questo alternare di persone a favore, persone contro, voi vi potete rendere conto che il pastore ha bisogno davvero della preghiera dei santi. Il pastore sicuramente ha bisogno che si preghi per i suoi sermoni. Bisognerebbe chiedere a Dio che Dio conceda al pastore saggezza, discernimento, le parole giuste da dire durante le predicazioni. Insegnare la parola di Dio tutte le settimane è un compito incredibilmente impegnativo. Alcuni ascolteranno ciò che sarà detto, altri non lo ascolteranno, altri cercheranno la voce di Dio attraverso l'esercizio del ministero della parola, altri invece saranno pronti a centellinare parola per trovare gli errori e i punti per attaccare. Quindi anche la predicazione stessa è un'esposizione che è in qualche modo fonte di rischi, fonte di dispiaceri, e quindi c'è bisogno che i credenti preghino per la parola che viene ministrata. È assolutamente importante, anche perché la predicazione non è lo sfoggio di un protagonismo, di qualcuno che desidera essere in vista rispetto agli altri. La predicazione è il dare il pane che viene dal cielo al popolo di Dio, quindi è nell'interesse di ogni membro della Chiesa che quella parola sia data nell'unzione dello Spirito Santo, ma non soltanto secondo le aspettative personali del singolo membro, ma un po' come se la predicazione della parola fosse una dieta che viene data al corpo di Cristo, alla Chiesa locale. E quindi c'è bisogno di una parola di impatto, ma a volte c'è bisogno di una parola di studio, di approfondimento, una parola che parli di aspetti pratici, una parola che parli di aspetti di devozione personale. E quindi ci vuole una dieta ben equilibrata, anche se alcuni vorrebbero sempre culti di risveglio, appelli, e magari non lo studio sistematico della parola. Beh, c'è bisogno di pregare per chi predica, perché possa avere il discernimento anche per somministrare la parola del Signore nel modo più adatto. Un altro punto importante è che dobbiamo pregare per il pastore e per la sua famiglia. Su questo Paolo non fa sconti a chi è chiamato a guidare la chiesa locale. Dice Paolo in 1 Timoteo capitolo 3 versetto 5: Se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Ho conosciuto moltissimi pastori angosciati e preoccupati per le proprie famiglie. Temono che le esigenze della Chiesa li conduca a prendersi poca cura di chi gli sta accanto in casa. Chiaramente governare la famiglia non significa che le scelte riguardo alla fede debbano essere garantite, perché poi anche i figli dei pastori decidono da soli se dare il cuore al Signore oppure no, ma una guida retta in una famiglia cresciuta con sani principi è un requisito, assolutamente un requisito di quelli che guidano la Chiesa del Signore e predicano la parola di Dio. Ma ci sono anche delle tensioni nel cuore di un pastore riguardo alla sua famiglia. Innanzitutto per le assenze in casa che il pastore con il ruolo che ricopre purtroppo
ha, il fatto di dover rispondere continuamente alle esigenze della Chiesa, nelle attività che vanno portate avanti, nelle telefonate, nella cura con le visite, nel prendersi cura di situazioni, nel decidere, nel riunirsi con gli altri responsabili. Insomma, tutte queste cose sono comunque un peso che è condiviso con la famiglia del pastore, che deve sacrificare la presenza del padre di famiglia proprio perché ci sono alcune esigenze a cui deve assolvere. Quindi c'è nel pensiero del pastore anche il fatto che la sua assenza talvolta può nel tempo rivelarsi deleteria per, ehm, per il cuore dei figli o della moglie. Inoltre ci sono delle paure riguardo le critiche che possono colpire i membri della famiglia del pastore. Noi dobbiamo intercedere per quelli che sono in responsabilità e per i loro cari, perché tante volte le alte aspettative che i membri di chiesa hanno nei confronti del pastore vengono poi anche trasmesse alla famiglia, e anche la famiglia del pastore si trova a essere una famiglia che ha, su cui gli altri hanno molte più aspettative che una famiglia di un credente che non ha una responsabilità. E quindi queste aspettative, questi occhi addosso continui sono sicuramente una pressione che va facilitata attraverso la preghiera dei membri della Chiesa. Quindi pregare per il pastore, per la sua famiglia è assolutamente doveroso. Ora, la presenza dei pastori, la presenza delle autorità ci serve per crescere, anche i pastori stessi nelle associazioni di chiesa, come sono quella delle Assemblee di Dio in Italia, hanno dei responsabili di zona, non sono gerarchie assolutamente, non c'è gerarchia, noi crediamo nel sacerdozio universale dei credenti, ma si affidano dei ruoli di responsabilità perché non tutti possono fare tutto e quindi si indicano dei pastori. Beh, anche i pastori nelle zone devono pregare per i loro responsabili e a volte sottomettersi. Ci sono delle cose che non sempre sono condivise, ma nella fiducia in Dio si va avanti lasciando a chi è affidata la responsabilità di decidere con la guida del Signore. Ora, la nostra garanzia che non vengano commessi errori o che comunque gli errori possano essere rimediati non è nel dire tu stai sbagliando, la nostra garanzia sta proprio nel dire io prego per te, perché fino a quando ti è garantita la guida del Signore, perché io intercedo per te, allora io stesso sono sicuro che tu sarai guidato dal Signore nel prendere le decisioni più importanti. Quindi pregare è per il nostro bene come membri di Chiesa, perché se il Signore guida le persone che sono in responsabilità, allora noi saremo sicuri che sceglieranno le cose migliori per il bene della comunità. Altro punto, pregare per la protezione del pastore. Ora, il pastore è chiamato nel Nuovo Testamento anche vescovo, che significa sorvegliante, e ci sono vari altri nomi che vengono affidati a questo incarico. Ora, l'elenco dei requisiti che Paolo richiede a chi ricopre il ruolo di un pastore non è un elenco da poco. Ve lo leggo in Prima Timoteo capitolo 2, dal verso 2 al verso 4. Bisogna dunque che il vescovo, il pastore, sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento, che sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Beh, considerate la parola irreprensibile. Bisogna che il pastore sia irreprensibile. Non significa qui la perfezione, non significa che sia senza peccato, perché sappiamo che non è così, ma la parola irreprensibile è una parola che mette un alto peso, significa che non si può muovere su quella persona il minimo biasimo, che non merita alcuna riprensione,
che è ineccepibile, senza macchia. Ecco, questo aggettivo su una persona mette un grande peso, quindi bisogna pregare per il pastore, perché voi comprendete che il ruolo di responsabilità è un ruolo di esposizione e quindi tanto più chi è in esposizione rischia delle cadute. E nel verso 7 Paolo dice: bisogna che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. E sul laccio del diavolo facciamo una riflessione. Del diavolo, dell'avversario delle nostre anime, sappiamo bene tutto, ma Paolo usa la parola laccio. Ora, il laccio è una trappola, un ostacolo che viene posto intenzionalmente. Quindi il diavolo ha escogitato un piano per il pastore, gli ha teso una trappola, c'è un laccio teso dall'avversario per il pastore. In sostanza, Satana vede una minaccia nel pastore e la sua priorità sarà quella di demolirlo e abbatterlo. Il testo è chiaro. La natura di questa trappola riguarderà la tentazione che potrà danneggiare la reputazione del pastore. Infatti Paolo dice che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché quante volte è successo che quando è caduto un pastore, eh, poi le ferite sono state maggiori in tutta la Chiesa. Non dovremmo sorprenderci nel sentire notizie riguardanti il fallimento morale di un pastore. Potremmo sicuramente lamentarci o rattristarci perché un pastore è caduto, ma non dovremmo sorprenderci, perché il diavolo tende delle trappole ai pastori, farà tutto il possibile per danneggiare la loro reputazione, non si fermerà davanti a niente, avarizia, ira, adulterio, dipendenze, cercherà in ogni modo di far cadere il pastore nei suoi lacci, perché la sua intenzione è proprio quella, ma Dio è l'Onnipotente e quindi i membri di chiesa devono pregare per la protezione del pastore, della protezione spirituale, della protezione della sua reputazione. I membri di chiesa non devono essere quelli che contribuiscono ad affossare la reputazione, a far emergere i difetti del pastore, ma devono pregare perché sia protetto, perché il diavolo sta tendendo dei lacci, perché sa bene che se cade il pastore le pecore sono disperse, sono scandalizzate, quindi la Chiesa deve pregare perché il pastore sia protetto, protetto dalle intercessioni, protetto dal Signore. Il Signore opera mediante le preghiere dei credenti e a volte opera in modo difficile da capire, ma noi se siamo membri di una Chiesa vogliamo prenderci la responsabilità di pregare per la protezione dei nostri pastori e dei responsabili della Chiesa. Facciamo tutto il possibile per mezzo della preghiera perché il pastore non cada nel laccio del diavolo. Altro punto, ci avviamo alla conclusione, pregare per la salute fisica e mentale del pastore. Servire e guidare bene una chiesa consumano tutte le energie di un pastore. Questo è il curare la chiesa, la sua priorità di tutti i giorni, a tutte le ore. Non accade mai che, concluso il culto, il pastore si senta sgravato, si può riposare o può prendersi una settimana di riposo. Non c'è un'ora in cui un pastore non si senta pastore, in cui la sua mente non vada alle problematiche della Chiesa, al modo in cui la Chiesa può portare una testimonianza nel mondo, al modo in cui possono essere curate le anime dai più bisognosi, gli anziani, i piccoli, i giovani, le famiglie, i problemi. Non c'è un minuto in cui un pastore non abbia questo peso, questa preoccupazione. Del resto è questa la chiamata. Quanti trovano sollievo nel dire, beh, adesso ho finito quello che dovevo fare, ho portato la mia predicazione, ora me ne sto tranquillo, non hanno sicuramente la vocazione a ministero, anche perché il ministero è il dono di una persona, di Dio alla Chiesa, quindi quella persona sarà coinvolta con tutte le sue risorse, con tutti i suoi pensieri.
E dato che ci si aspetta tanto da lui, spesso la sua salute ne risente. Non è raro sentire di fratelli che in qualche modo hanno dei danni fisici, dovuti anche tante volte al troppo lavoro, alle troppe preoccupazioni. Nessuno di noi è invulnerabile alle malattie o agli incidenti e noi dovremmo chiedere a Dio di proteggere la salute del nostro pastore, anche perché quando un pastore non è in salute non può dare al massimo quello che il suo cuore vorrebbe dare. E quindi è la responsabilità dei credenti pregare per la salute fisica del pastore, che in qualche modo fa da traino per la comunità locale, raccoglie gli spunti dei credenti e li valuta col consiglio di chiesa per portare avanti le iniziative migliori, o è lui stesso promotore di iniziative per portare avanti la predicazione, la testimonianza. Dovremmo pregare anche per la buona condizione mentale del pastore. Qui non ci si riferisce tanto alle malattie mentali, ma alla necessità di saggezza. Tutte le settimane il pastore deve prendere decine di decisioni che richiedono discernimento e pazienza. Ha bisogno di una sapienza per sapere cosa predicare, come insegnare e presentare la parola di Dio. Ogni settimana ne ha bisogno per trattare con i membri della Chiesa e per discernere le migliori risposte da dare alle numerose richieste che ricadono su di lui. E noi come membri della Chiesa dovremmo pregare per la sua salute. Sarà sempre soggetto a stress e a pressioni quotidiane. Preghiamo ogni giorno affinché possa avere la pace che soltanto Dio può dare. Lo scrittore agli Ebrei scrive così al capitolo 13 dell'Epistola agli Ebrei, al verso 17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. E quindi lo scrittore agli Ebrei dice: guardate che se il pastore è preoccupato, se il pastore è in affanno, se il pastore è mentalmente preso dalle tante preoccupazioni, dalle tante richieste, sappiate che non è di utilità a voi, non a lui, perché quell'uomo è stato dato a voi per la vostra crescita spirituale, per essere un sorvegliante, per vigilare sui pericoli, sulla buona testimonianza, sulla ricerca della santificazione, sul concentrare la mente di ogni credente verso Cristo, quindi non sarebbe di nessuna utilità a voi. Ora, io ho letto molto questa sera dal testo, proprio perché in quanto pastore ho voluto portarvi una testimonianza di altri, quindi non la mia personale, eh, ma vedete che comunque il pensiero di un pastore rimane lo stesso e noi come membri di chiesa vogliamo pregare per i responsabili. Qualche settimana fa con i giovani abbiamo fatto un sondaggio sugli argomenti di preghiera e purtroppo abbiamo riscontrato che tra gli argomenti principali di preghiera personale del gruppo che abbiamo intervistato non c'era la preghiera per i responsabili e per il pastore tra le prime richieste. Ora, se noi ci rendessimo conto che i ministeri sono stati dati dal Signore per la crescita del popolo, la preghiera per i pastori diventa una preghiera interessata per noi stessi, perché siamo noi a avere il beneficio di un buon ministero, di un ministero che si porta avanti con forza, con sostegno, con aiuto. E quindi l'impegno che questo capitolo di questo testo ci indica questa sera è proprio questo. Ci vogliamo impegnare per pregare per i responsabili della Chiesa e sicuramente il Signore ci farà vedere tutta la benedizione, tutto il beneficio che queste preghiere porteranno alla vita del pastore sicuramente, alla vita dei responsabili sicuramente, ma in modo particolare alla vita di ogni credente che avrà delle guide che sono a loro volta guidate dal Signore. Quindi spegniamo gli animi, cerchiamo di chiedere al Signore
di essere un tutt'uno con i membri della Chiesa e con il pastore. Siamo tutti membri dello stesso corpo, ciascuno con il suo ruolo. E quindi se a noi non è stato affidato quel ruolo di responsabilità, il nostro ruolo è di pregare e sostenere spiritualmente quella responsabilità. Ora, non è facile sicuramente, siamo umani, anche i pastori sbagliano, ma noi vogliamo chiedere al Signore che anche negli errori reciproci l'uno dell'altro, il Signore non faccia mai cessare nel nostro cuore che magari qualcuno è stato urtato oppure ferito, ma stiamo sempre parlando dei nostri fratelli, di nostre sorelle e quindi continuiamo a essere indissolubilmente legati gli uni agli altri e insieme al Signore. Ho concluso con questo capitolo, ci ritroviamo Dio volendo venerdì per un altro argomento riguardo a questa tematica più generale dell'essere membro di Chiesa. Possa il Signore farci meditare e pregare nelle nostre case perché quando poi ci ritroveremo insieme siamo così ben preparati su che cosa significa essere membro di una chiesa locale da desiderare soltanto di poter mettere in pratica quello che il Signore ci sta dicendo. Fratelli, un caro abbraccio e Dio ci benedica.